Va ora in onda Casa Stipancic. E cosa adesso? Ah, facciamo la puntata anche sto mese? Ma sì, Ciano, non sono abituata ormai. Sì, buon, ma ormai siamo in estate. Lo capì, bon, ma non devo ancora in ferie. No, siamo qua. Ecco dai che adesso incominciamo. Sì, buon. Ah, sì, dai, così insomma. Bene, buono, sì. Marisa, scusa, cos'hai? Ma niente, solo così, sono un poco fiappa, ma niente. Ah, beh, ma se per quello, anche io sono un poco sbattuto con sto caldo. Ma sì, è che c'è proprio caldana, è soffico. Ah, tu sai, sì, e ti infiappisce sta roba, Sì, cosa vuoi? Cosa che voglio io? Ah, beh, un poco più di fresco. Ma sì, dai, vedrai che in campeggio staremo bene al fresco. Ah, sì, quello sicuro. Ma Brian, come c'è? Hai caldo? Ah, beh, se stai alzando lui là. È sempre sentato là con quel col computer là, forse fa anche fresco, chissà. Ah, Vara, non so, ma se fa anche fresco mi tacco anche io, A chi che lo dici? Ho appena acciappato una calda di là col forno. Col forno? Sì. E cosa hai fatto col forno adesso? Vedrai. Sì, bon, e anche mangerai. Dai, contami che sono curioso. Ma sì, buono, ho fatto le melanzane ripiene col parsutto e la scamorchia. Marisa, Dimmi. scusa un attimo, puoi venire di là un salto? Sì, certo, arrivo. Eccomi qua, dimmi. Scusi, me sa, ma cosa che ha fatto? Cosa che ho fatto? Le melanzane ripiene. E cosa adesso non ti piace più? Tanto ti piaceva una volta? No, beh, mi piace le melanzane, quel sicuro. E allora cosa c'è che non va? Se che non ho capito con cosa che te le ha fatte. Ma scusa, godito, col parsutto e la scamorza. Ah, la scamorza era. Sì, cosa può? No, perché, come ti ha detto prima, scusa? Ah, ma quello non te la capì allora. Per italiano si dice scamorza. Ah, come... Beh, non è difficile, si dice scamorchia. Scamorchia. Sì, scamorchia. Dai, torniamo di là adesso. Sì, buon, scamorchia. Eccoci, Brian, scusa, sai. Sì, scusaci, insomma, dicevimo... Sì, dicevimo delle melanzane che ho fatto, no? Sì, infatti, buone le melanzane con il parsutto e la scamorchia. Ecco, scamorchia, giusto. Brian, a te ti piace la scamorchia? Vara, è il suo formaggio preferito. Ah, beh, proprio. Orca, ha suonato la porta. Ah beh, sì, mi pare chiaro. Beh, Ciano, puoi andare a verzere? Sì, non c'è problemi, verso io. Oh, carissimo Caio. Figlia, beh, come sei? Ah beh, tutto bene, grazie. E con te come c'è? Ma sì, dai, andiamo avanti. Bene, buono. E cosa fai con sto caldo in giro? Ah, ma sei anche tua moglie, adesso ho visto. Sì, buonasera, Sara, come sei, sotto a boglia? Beh, sì, cioè... Ma sì, dai, cosa vuoi? Non c'è male. Nonna, vado in bagno. Sì, Brian, vai pure. Ah, ma sei anche tuo nipote. Sì, beh, quasi sempre. Ma vieni dentro, dai, accomodati. Grazie, caro. Ascolta, adesso si andrà in bagno, però dopo col torna, sta attento che se deve parlare in lingua, cos'è lui, In lingua? Sì. Che problemi sei, scusa? Dici che ti arrivi? Cosa, no? Te scherzi? No, beh, non so. Ora che mi parlavo per radio, è da giovane, sa? Ah sì? Che bello. Sì, e nessuno che pensava che sono triestino, Che robe. Ma dai, che roba, so. Oh, ecco Brian che è tornato. Ah sì, tutto a posto, piccolo? Sì,
Buono, buono. Insomma, Caio, cosa mi contavi? Ah, sì, che parlavi per radio, no? Sì, sì, e tutti che mi domandavano di dove sei, di Milano? Ma guarda tu che robe. Ma cosa vuoi? Quando che si ha studiato e si parla bene in lingua... Ma cosa hai studiato mai? Ora che ho imparato tutto di soglio, eh? Ah sì? Ma bene proprio, eh? Certe volte è meglio... Ah, tu sai, sì. Ma ascolta, vai qualcosa in ferie? Ma no, cosa mai? E dove vuoi che vado? Ah, non so, di qualche parte, in campeggio, in Yugo. Ma no, cosa mai? Non ho freschezza. E voi andate di qualche parte? Sì, noi sempre là, no? Eh sì, andiamo in campeggio a grado, solito. Sì, e cosa mai avremo di cambiare? Ah beh, contenti voi. Là si sta bene, eh? Ah, tu sai, sì. Brian, andrai anche tu in ferie? Eh sì, andrò con mamma e papà. Ah, che bello. e dove andate sto anno? In campeggio anche voi? No, andiamo 3 settimane alle Seychelles. Ora male. Ah, ma Marisa, cos'è sta roba? Ah sì, le isole, Seychelle, ho già inteso, è bello, eh? Sei celle, ma cos'è? Vai in Coroneo? Ma no, cosa in Coroneo? Vanno in ferie. È buono, se tu ti vai in ferie, buone ferie allora. Eh sì, giusto, buone ferie. Buone ferie. Ma sul serio lavorava per radio con sta voce? Ma cosa, da finì? Beh sì, Ciano. Boh, ma adesso quando torniamo? Beh, intanto andiamo in campeggio e dopo ci sentimo. Se sentimo, ma quando? In settembre? Sì, in settembre, primo lunedì. Boh, allora facciamo una pausetta. Eh sì, buone ferie a tutti. Buone ferie.